Sorgerà entro la fine dell'anno a Treviso una struttura d'eccellenza nell'ambito della rete veneta dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale. L'obiettivo è garantire agli ammalati delle prestazioni cliniche verso un problema sottaciuto e tenuto nascosto anche ai medici di famiglia, ma che affligge numerose persone. L'incontinenza colpisce tra il 20 e il 30% della popolazione femminile e tra il 5 e il 10% di quella maschile. Può interessare prevalentemente le donne per conseguenze di traumi da parto e di lesioni ostetiche, ma che interessa anche in gran parte gli uomini, specialmente quelli che sono operati per problemi prostatici. Si tratta però di un disturbo che spesso si può curare. È una patologia assolutamente curabile con mezzi sempre più sofisticati. È chiaro che ci vogliono competenze specifiche e rapporti multidisciplinari. Nella sola provincia di Treviso 93.000 donne sono afflitte da questa patologia pari al 20% della popolazione. Gli uomini arrivano al 3% della popolazione con 12.000 ammalati. Quindi l'obiettivo nostro è quello di cercare di creare un nuovo modello organizzativo nelle quali le risorse già presenti e le competenze già presenti vengano a essere in qualche maniera funzionalizzate per mantenere un'alta qualità, ma anche offrire una uniformità di cure per i pazienti. Nella nostra regione si spendono 36 milioni di euro all'anno in visite medicinali, sacche e pannoloni utilizzati per le cure, senza contare dello smaltimento dei rifiuti che si vengono a creare. Una spesa enorme che d'ora in poi potrebbe diminuire.